Sant'Eusebio ospita la sfida al vertice di seconda categoria C, quella tra Borgo Incrociati e San Bernardino. Per i padroni di casa una sola sconfitta subita proprio nella stessa partita ma nel girone d'andata. Un'ottima stagione per il Borgo che però non basta. Il San Bernardino infatti stracapolista a 9 distanze di lunghezza dalla diretta avversaria è oggi alla ricerca dei 3 punti per mantenere l'imbattibilità e per chiudere ulteriormente la pratica campionato portandosi a più 12 dagli avversari. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex Samp e CT delle notti magiche della nazionale Azeglio Vicini, si parte con una subitanea azione offensiva del San Bernardino con il numero 7 Scalzi, che costringe immediatamente all'uscita Andrés Holguín. San Bernardino che ci mette solo 15 minuti a prendere le misure e a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Andrea Sanguinetti. Il numero 10 trasforma e realizza su calcio di punizione la marcatura che vale il momentaneo vantaggio nero-verde. Sono ancora i ragazzi di Mister Gallo a rendersi pericolosi nella seconda metà della prima frazione di gioco, prima al 20° con il tentativo di Valmati e 7 minuti dopo con il tentativo quasi da terra del numero 8 Vera Alvarado, ma entrambe le conclusioni non centrano l'obiettivo e si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Via la ripresa, al 50° arriva la prima azione pericolosa dei padroni di casa, l'occasionissima passa per i piedi di Vincenzo Fiumanò che però tira fuori. 3 giri d'orologio e Simic atterra Menini in area. Per l'arbitro non c'è dubbio, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Fiumanò, la battuta è centrale, ma Antonelli è battuto. Il numero 10 si fa perdonare pareggiando i conti e riportando in parità le sorti dell'incontro. Il San Bernardino reclama a sua volta il calcio di rigore al 16°, ma questa volta l'arbitro non assegna penalty tra le proteste dei neroverdi. Proteste che rinvigoriscono la grinta e le forze della capolista che al 21° trova la rete del 2-1. Ottimo il suggerimento dalla destra di Scalzi per l'ex Little Club Andrea Monticone che con il piatto deve solo accomodare in porta. Alla mezz'ora il Sambe dilaga, colpo di testa di Vera Alvarado servito da Monticone, ottima la parata di Holguín che però non basta perché il numero 1 viene beffato dalla sfortunata deviazione del suo difensore Garaventa. Il dado è tratto, San Bernardino batte 3-1 il Borgo Incrociati, confermando l'imbattibilità e portandosi a 12 lunghezze di distanza sugli avversari. Un campionato da fuori categoria, la promozione in prima sembra ormai essere più di un semplice obiettivo.